Credo che la nostra sia una comunità viva dove si riesce appunto a lavorare bene, dove appunto si trova proprio anche soddisfazione nel fare le cose, soprattutto nell'incontrare le persone, nel cercare insieme di alimentare un po' la nostra fede quotidianamente. La domenica la messa della comunità è diciamo, un punto di incontro di tutte le età, tutti i gruppi, però poi le varie attività durante il fine settimana, la settimana, sono quelle comunque che alimentano veramente lo spirito della parrocchia. Faccio l'attività di educatore, animatore e anche catechista con i nostri ragazzi, sia a livello parrocchiale che a livello cittadino di tutta la città di Sestri. Una Sestri molto unita. Sestri a livello di pastorale è molto unita, è una bella realtà molto, e credo che sia proprio il punto forza delle realtà di oggi, fare unione pastorale. Si dice l'unione fa la forza, in questo caso l'unione fa la pastorale di forza, quindi questa è una bella cosa. Don Marco, nell'omelia ci ricordavi che la parrocchia, la città, Sestri in questo caso, l'Italia, l'Europa, cambieranno nella misura in cui scopriremo un'attrazione celeste. L'ascensione non è guardare un Gesù, stare a guardare, come dicono quei due uomini in bianche vesti. Perché state a guardare? Il rischio che la vita religiosa sia stare a guardare, come un po' seduti in panchina. E questo è il rimprovero invece di Gesù. Essere amici di Gesù proprio con la novità, questo spartiacque da prima di Gesù a poi al momento in cui siamo nati come Chiesa dall'ascensione del Signore, e non stare a guardare il cielo, ma a sentirci investiti dal cielo invece. È il tempo storico delle previsioni. In verità il futuro lo si costruisce credendo, non prevedendo. Cioè credendo che il futuro lo cominciamo con i nostri atti di fede, credendo che è possibile un'amicizia fra comunità cristiane. Costruiremo il futuro della Chiesa in Sestri Levante, credendo non nella competizione, non nel sopravanzare l'altro, ma credendo che con l'altro si possa costruire insieme. Il pianeta Terra potrà avere una previsione diversa se coloro che oggi abitano il pianeta Terra cominceranno a credere che possono essere fratelli e non nemici.